Un consiglio comunale di Favara che possiamo definire tra alti e bassi. Prima l'approvazione di una mozione in favore della stabilizzazione dei tantissimi dipendenti comunali precari, adesso invece si diserta l'aula e non si inizia la discussione ed eventualmente l'approvazione di importanti variazioni di bilancio su finanziamenti PNRR per importanti opere a Favara. Sindaco, che cosa succede? Succede che questo Consiglio Comunale per l'ennesima volta ha dimostrato la propria irresponsabilità. Ieri sera alti discorsi di bene comune, di responsabilità nei confronti dei dipendenti, stasera decidono, non è una novità, avevano già minacciato qualche Consiglio Comunale fa che non sarebbero più entrati in aula finché il sindaco non sottostava alle loro richieste. Oggi la dimostrazione pratica che interessano a loro più i propri interessi che la città. Oggi si rischiano di perdere 3 milioni di euro di finanziamenti PNRR da noi intercettati, ma quelli che realmente rischiano sono particolarmente due: 283.000 euro di digitalizzazione che rischiamo a questo punto di non fare in tempo e quindi dovremmo dire allo Stato ve li dobbiamo restituire, e un CCR. Si riempiono la bocca di differenziata, finalmente abbiamo una struttura che ci permette di farla, un CCR su un bene confiscato alla mafia, e loro stanno mettendo a rischio tutto questo solo per estorcere al sindaco un'attenzione che non hanno, estorcere al sindaco posti in giunta o quant'altro. Lei parla di estorsione, io potrei parlare anche di poca sensibilità, ma cosa può fare il sindaco di Favara per non proseguire con questo scontro? Guarda, io ho avuto un mandato chiaro da parte dei miei elettori, di tutti i cittadini favaresi che mi hanno votato, ed era quello di cambiare modo di fare politica. Questo modo di fare politica da Prima Repubblica o peggio ancora non può assolutamente toccarmi. Fra 6 mesi saranno liberi di sfiduciarmi e poi i favaresi decideranno chi ha agito bene o chi ha agito male. E intanto adesso si perde. Oggi la realtà è che se non riusciamo a riconvocare urgentemente un altro Consiglio Comunale o se si trovano soluzioni alternative, rischiamo di perdere almeno 1 milione di euro dei 3 discussi, e questa sarà tutta responsabilità. Io penso che chi non è venuto direttamente potrà avere qualche scusa da raccontare ai propri familiari, alla città, ma chi si è alzato e se n'è andato via dovrebbe solo vergognarsi. All'appello chiamato dal vicepresidente Ignazio Sorce, la presidente Miriam Miniemi era assente, sono risultati presenti 11 consiglieri comunali: Fanara, Castronovo, Lentini, Bacchi, Zambito, Dallicardillo, Vullo, Cipolla, Cucchiara, Airofarulla e Sorce. Neanche il tempo di nominare i previsti scrutatori ed iniziare la discussione sui punti inseriti all'ordine del giorno che 3 dei consiglieri che poco prima avevano dato la loro presenza, Lentini, Dallicardillo e Cipolla, escono dall'aula. A questo punto il consigliere Vullo chiede la verifica del numero legale al presidente Sorce, il quale, richiamato l'appello, constata che in aula sono presenti solo 8 consiglieri, per cui non resta che dichiarare sciolta la seduta, in quanto per essere valida devono essere presenti almeno 10 consiglieri. Tra i consiglieri presenti, il gruppo della Democrazia Cristiana, che pur essendo all'opposizione ha dichiarato di dissociarsi dagli altri gruppi di opposizione in quanto ritiene che i punti inseriti all'ordine del giorno sono di interesse della città e vanno oltre lo scontro politico. Ma quali le motivazioni che hanno indotto i consiglieri a questa drastica posizione? Sentiamo Giuseppe Lentini del gruppo Onda Cambiare Passo dell'opposizione e Pasquale Cucchiara del gruppo Favara per i beni comuni della maggioranza. Ormai sono passati quasi 2 anni, o meglio sono passati 2 anni che questo sindaco amministra ed è chiaro a tutti che sta amministrando male, che alcuni assessori della sua giunta non vanno bene o non lavorano abbastanza per far sì che questo paese possa avere realmente una svolta, e quindi noi dopo tantissime lamentele che ci arrivano dall'ufficio tecnico, dai tecnici, dopo tantissime cose che abbiamo sentito e che ce ne facciamo carico, abbiamo chiesto, abbiamo sfiduciato, perché i numeri sono quelli, abbiamo sfiduciato l'assessore Schembri, il sindaco ha deciso di non cambiarlo. Ma non votare le variazioni di bilancio non vorrebbe dire anche penalizzare la città? Anche queste, guardi, io mi aspetto che domani il sindaco sbraiterà nei nostri confronti perché non abbiamo votato la variazione di bilancio.
racconterà alla città cose false dicendo che siamo stati noi colpevoli a fare perdere il finanziamento. Invece io ti posso dire che il sindaco ieri sera, su una discussione importante, su un'interrogazione del Presidente del Consiglio Miriam Mignemi che riguardava la parte finanziaria, ci ha detto che non riuscirà a chiudere il bilancio entro il 31 di dicembre 2023. Quindi, non potendo rendicontare anche queste variazioni di bilancio, io vorrei chiedere al sindaco, ma spesso mi accusa di essere nervoso, ma poi risposte non me ne dà mai, come potrebbe accedere a questi finanziamenti nel momento in cui non è nella possibilità di rendicontare? Noi ieri abbiamo presentato una mozione per quanto riguarda la stabilizzazione dei precari, proprio per provare a riportare anche in aula i nostri colleghi, oltre all'importanza del punto trattato. Abbiamo fatto una bella discussione, ci sono stati diversi interventi e anche per questo motivo oggi mi aspettavo una presenza massiccia dei miei colleghi in aula, anche perché si votavano delle importantissime variazioni di bilancio, di cui due in particolare rischiano di essere perdute. Uno per quanto riguarda i servizi al cittadino, dei servizi informatici per un valore di 280.000 euro e la costruzione di un CNRR su un bene confiscato alla mafia. Dunque oggi sono veramente rammaricato, non credo che si possa continuare in questo modo. I colleghi debbono capire che l'azione amministrativa è una cosa, mentre l'azione della variazione dei bilanci e della votazione di questi importanti finanziamenti è un'altra. Dunque io lancio umilmente un appello ai miei colleghi e gli dico: abbandonare l'aula significa abbandonare Favara.